Cari amici, benvenuti sul mio canale. Io e mia moglie Paola ci abbiamo messo quasi 70 anni per capire che Pordenone ha anche un ambito interessante dal punto di vista turistico e storico. E non è solo una città industriale, moderna, ricca di servizi, come noi abbiamo sempre pensato. Recentemente abbiamo visto su internet che a Pordenone c'è anche un centro storico attorno al quale effettivamente è cresciuta la città moderna che tutti conosciamo. Una mattina così abbiamo deciso di partire per vedere e toccare con mano questo cuore storico della città. E vi devo dire che forse proprio perché non lo immaginavamo, siamo rimasti positivamente colpiti. Siamo arrivati nella piazzetta del municipio, dove c'è anche la cattedrale e il campanile di San Marco. Abbiamo poi percorso via Vittorio Emanuele II e proseguito poi sul corso Garibaldi. A mezzogiorno abbiamo pranzato in uno dei ristorantini del centro. Il pomeriggio abbiamo fatto una bella passeggiata nei giardini e nelle aree verdi che devo dire sono veramente ben tenute. Abbiamo visto il Parco San Valentino, il Parco San Carlo, il Parco Galvani. Sono tutti adiacenti al centro storico e sono tutti raggiungibili a piedi. Il video che ora vi presento, come al solito, è accompagnato da musiche che io apprezzo e che ci vengono regalate dai tanti youtuber che popolano la rete.